Buon pomeriggio, ben trovati a Sicilia 24 Focus, dove molto spesso ci piace parlare di sogni da realizzare e di sogni che si realizzano. Molto spesso per arrivare alla realizzazione in molti casi si soffre, in molti casi a volte ci si scoraggia, si pensa di non poter arrivare, soprattutto quando la storia per arrivare a un sogno è assolutamente irta di difficoltà, piena di dolore, di lacrime e molto spesso anche di ingiustizie. Oggi vi raccontiamo la storia di Famous Williams, che è in collegamento con noi da Caltanissetta. Buon pomeriggio Famous! Buon pomeriggio anche a te. Allora, insieme a Famous c'è Fabio Ruvolo, perché nulla si fa da soli, Fabio. Il riuscire a portare avanti un progetto in comunione con gli altri credo che sia una gioia per chi realizza, ma anche per chi tende la mano. E Fabio rappresenta una cooperativa di grande spessore nel nostro paese, nella nostra Sicilia in particolare, perché è diciamo la sede di Etnos è a Caltanissetta. Buon pomeriggio anche a te. Grazie Roberta, grazie davvero per l'opportunità. Allora, ho detto che quello di Famous era un sogno partito da lontano, partito 6 anni fa dalla sua Nigeria. Che cosa sognavi nella tua terra, Famous? Perché hai deciso di venire in Italia? Ciao a tutti, sono Williams Famous. Ragazzo di Nigeria, sono nato nel 1996, ottobre 15 ottobre. Ho deciso di venire in Italia perché, come noi in africani, noi abbiamo una vita difficile per raggiungere un sogno. In questo motivo sono un ragazzo, mi piace cantare, anche scrivere canzoni e sono decido di andare a portarmi avanti per raggiungere questo sogno. Un giorno ho detto a mia mamma vuole andare a Europa. Dove? Vabbè, vuole andare in Italia. Come si può arrivare lì? Mamma, ho incontrato, non lo so, però ho trovato per fare aereo, ma non si è riuscito, quando non ho soldi per fare questo. Ho deciso per fare un deserto, arrivo a Libia. Un viaggio molto duro. Arrivo a Libia, alla fine con Bacconi arrivo qua in Italia in 2016 luglio. Dove sei arrivato? A Lampedusa? Sei sbarcato a Lampedusa? A Catania. Ah, a Catania, ma sei arrivato a Catania probabilmente con una nave di soccorso, sei stato soccorso in mare? Sì. E sei sbarcato a Catania. E a Catania è iniziato un percorso particolare. Tu sei stato poi portato al CARA di Mineo, quando per l'appunto il CARA di Mineo funzionava, e lì hai vissuto delle cose forse non bellissime che ti hanno portato a un passo successivo. Tu sei stato arrestato, sei stato in carcere 3 anni. Perché, Famous? Di cosa ti hanno accusato? Sono stato arrestato in gennaio 2019. Quando sono arrestato, arrivo in carcere. Ho chiesto per questo motivo sono arrestato. Loro mi hanno detto io devo aspettare, si raccontare ai giudici. Loro mi hanno detto perché mi sono arrestato. In pochi giorni arrivo avvocato. Chiedo per questo motivo sono arrestato. Sono accusato di associazione mafioso nigeriani. Come vedono ingegnere? Cioè aspetta Famous, andiamo piano. Quindi ti hanno accusato di far parte di un sistema della mafia nigeriana, ok? Sì. Che cosa esattamente? Cioè tu di cosa eri veramente? Facevi parte, secondo loro, della mafia nigeriana che notoriamente fa arrivare in Italia, non so, la prostituzione piuttosto che cosa? Cioè cos'era esattamente? Di cosa esattamente? Fabio, aiutami tu. Okay. Vediamo se lui riesce. La mia accusazione era che non c'è nessuna parte mettere il mio nome, io ho fatto questo. Loro accusano perché mi si prevede con loro, siamo insieme
Per questo motivo loro dobbiamo aggiungere il mio nome. Ah. No, chiedeva quale reato ti venisse contestato. E io ho letto Prostituzione. prostituzione, Ecco. traffico di droga. Sì, sì, Questo, sì. diciamo, eri stato... Associazione delinquere, stampo mafioso proprio. tutti gli effetti. Associazione a delinquere di stampo mafioso. Famous, praticamente lo diciamo, a vantaggio di chi ci sta ascoltando, il Tribunale di Catania ha decretato la sua totale innocenza. Famous è stato Sì. scarcerato, ma ha vissuto 3 anni Formula terribili. piena. Sì, sì. Sì. Cosa è successo in carcere? Tu in carcere hai vissuto dei momenti terribili perché tu gridavi la tua innocenza, è così? Sì, in carcere era molto difficile per me, soprattutto quando sono stato arrestato in gennaio 2019. In carcere, dopo settimana, ho chiesto loro, ogni giorno ho chiesto loro per fare la mia medicazione perché ho inferito un gamba, un piede sinistro. Nessuno mi porta in testa. Dopo una settimana, arrivo un mattina, non potevo camminare più. Mi sta male, mi sta piangendo. Arrivo un assistente, aspetta, mi sta chiamando l'infermiera per controllare tutte le cose. Arrivo l'infermiera, questo è grave, perché quando loro aperto un ferite, sono diventato verde, perché per più di settimana necessita fare medication. A chiamare il dottore, il dottore ha detto questo è diventato grave, devi andare all'ospedale. Ok, aspetta Così Famous, aspetta, ci fermiamo un attimo, lo spieghiamo un attimo. Dunque, Famous dice, a vantaggio di chi magari non ha accolto benissimo, che ha riscontrato in carcere una ferita che gli faceva molto male, era una ferita al piede, ha chiamato qualcuno, sul momento non gli hanno dato molto, come dire, non gli hanno dato molto conto su questa cosa, poi l'ha vista un medico, ha detto questa è una cosa grave. Famous aveva una ferita che praticamente lo ha portato, credo di aver capito, a una cancrena, è così Fabio? Proprio così, proprio così. E la cosa più assurda è che quando doveva fare la medicazione non è stato ancora, questa volta, informato anche sulle conseguenze di quello che doveva affrontare, cioè l'amputazione dell'arto. Quindi lui si è trovato a vivere quest'ulteriore esperienza senza essere stato informato in maniera dettagliata e precisa delle conseguenze della sua patologia. Quindi lui non è andato in sapeva setticemia. non aveva Sì. idea che avrebbero dovuto amputargli un arto, stiamo parlando di una gamba? A 26 anni. A Sì, quando è 26 successo anni. aveva 26 anni. Sì, sì. Ecco, Quindi ingiustamente accusato e immaginatevi vivere il carcere, già è complesso per tutti coloro i quali hanno commesso un reato, immaginati da innocente. Non viene curata la sua gamba nel modo corretto e purtroppo vive anche l'esperienza dell'amputazione. Nel frattempo non viene data a lui l'opportunità di avere una protesi, quindi per tanto tempo rimane con una gamba monca. 3 anni. 3 anni con una gamba monca. E poi insomma ci sono le altre. Senti Famous, tu adesso non hai, come dire, pudore nel raccontare le tue sofferenze, no? Le racconti perché adesso è un altro momento della tua vita, ma ci sono stati dei momenti durissimi nei quali tu hai pensato di non volere più vivere, è vero? Sì, in questo momento per me era difficile perché sono sotto dato appuntamento dentro carcere, quasi 3 mesi dopo sono arrestato. Da lì non ci sono in protesti, ho chiesto perché non mi dai protesi così può camminare normale come altre persone dentro carcere. Nessuno mi risponde. Mi dico dove ci sono questo. C'è una volta arrivo il dottore mi ha chiesto, io ho protesti, mi dice, come devi arrivare a protesti? Appuntamento ho fatto dentro carcere. Devi avere soldi. Dove si può avere soldi? Come si Sì, fa non ad c'è la avere famiglia, soldi per una protesi? Perché un ragazzo di quell'età, adesso ha 26 anni, ma un giovane come potrebbero essere tutti i nostri figli, no? A ritrovarsi in quelle condizioni, sicuramente da solo, in un Sì. paese straniero che purtroppo, insomma, dove ha vissuto delle cose terribili, è stato per lui veramente complicato. Fabio, come lo avete trovato, Famous? Dove è nato questo incontro che poi lo ha portato anche ad arrivare finalmente ad avere la protesi alla gamba?
Sì, quel giorno lo ricordo con grande emozione perché mi arriva una telefonata proprio dal carcere e mi chiedono la disponibilità ad accogliere un ragazzo che doveva immediatamente proprio uscire dal carcere, ma non sapevano dove poterlo inserire, in quanto purtroppo non c'erano delle strutture adeguatamente predisposte per la sua accoglienza. E quindi hanno chiesto a noi la disponibilità che sicuramente noi abbiamo immediatamente offerto e ricordo che quel giorno, quando lui è uscito dal carcere, è stato accompagnato da tantissime guardie penitenziarie che lo hanno quasi veramente accompagnato con un'emozione straordinaria, cioè gli hanno dato un riconoscimento e un rispetto che io ho percepito immediatamente, che ancora però non riuscivo a comprendere perché non conoscevo la storia di Famous, però ho visto una devozione nei suoi confronti. Proprio è stata una persona, poi mi hanno raccontato, che nelle sue veramente dinamiche di vita così difficili si è fatto amare e ha sempre mostrato un comportamento corretto e poi mi hanno raccontato questa sua vocazione, questa sua fede, che poi anche Famous ci ha raccontato, che gli ha salvato la vita, perché tutte le volte in cui, perché non è stata solo una volta che lui ha provato ad uccidersi, è successo anche altre volte, perché immagino e scommetto che nessuno di noi potrebbe mai accettare una situazione di vita che ti cambia così e soprattutto da innocente accettare una condizione di reclusione. Poi con un'accusa così grave e in una situazione in cui ti sei privato anche di un atto principale per un ragazzo, cioè che diventa disabile perché nessuno si è preso cura di lui. E quindi lui mi raccontava che durante la sua permanenza in carcere ha scritto tanti testi, veramente ha messo su delle parole, ha messo giù anzi delle parole che parlavano delle sue emozioni, cioè è riuscito a trasferire nelle parole la sua rabbia, la sua inquietudine. Allora, È stato così, poi l'ho portato, ricordo, noi abbiamo pure con la nostra cooperativa un locale, insomma un bar, e l'ho portato subito a mangiare, ricordo Sì, quel questo giorno. La c'è. prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo mangiato insieme eh. e da lì 2 anni e più sono passati e ormai è come se fosse è uno di noi, a tutti gli Allora, effetti. guarda, arriva giusto appunto, proprio in questo momento, l'esigenza di fare vedere a tutti che lui è uno di voi, uno di noi, con un omaggio anche alla sua passione per la musica. Guardate un po', ecco Famous. Se loro sono veloci, io sarò più veloce. Se loro sono forti, io sarò più forte. Make up all your heart, girl. Yeah. Make her clear your doubt. Cause love is a beautiful thing. Yeah. It's a beautiful thing. You live it all, let me call, let me call, let me see it. Love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. You live it all, let me call, let me love so warm, let me sound you. Love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. E lui è lì che spiegava il suo senso della musica, perché oggi it's a beautiful day, oggi è un giorno bello, è un giorno da raccontare. Queste sono delle note che io mi auguro potranno passare le radio nel paese che hai scelto per la tua vita. Comincerà sicuramente Fabio con la sua radio, Radio Opportunity, sì, viva Radio Opportunity, Opportunity. che è sul web, scaricate l'applicazione. L'ho fatto oggi e vi confesso che ho passato un'oretta davvero molto molto piacevole, fatta di condivisione, di parole, di messaggi, molto molto bella. Allora, caro Famous, vuoi fare il cantante? Sì, questo Ah. è
È il mio sogno. È il tuo sogno. Si comincia passo passo, vedrai che con questo tuo modo di essere, di farti amare, ti sei fatto amare nei luoghi difficili della tua vita, vedrai che ti ameranno intanto tutti quanti all'interno di Ethnos, perché tu sei uno dei 150, è vero? Siete tanti dipendenti di questa cooperativa meravigliosa che si occupa da tanti anni, grazie all'anima di Fabio, all'anima, al corpo, alla fattività di Fabio e tutti coloro i quali hanno aderito alla cooperativa, che si occupa ovviamente di assistenza di donne vittime di violenza, di minori, stranieri non accompagnati. È una cooperativa che promuove il lavoro innanzitutto come sistema di inclusione. Tu lavori e sei aiuto cuoco? Sì. E fa delle arancine che sono fantastiche. Ecco, tu lo Cioè, sai proprio- Fabio che sei nella terra dell'arancino al maschile. Ma noi siamo un'arancine con la N apostrofo, noi siamo un po' in qualche modo un po' speciali, dai, diciamo così. Siamo a Catania arancino e a Palermo arancina, diciamo Lo so. Allora, diciamo alla vostra maniera, perché l'arancina che fa Famous so che è buonissima. Cosa ci metti? No, scusami, dobbiamo inventarci, perché se lui fa il cantante, poi chi fa le arancine? Quindi dobbiamo fare il cuoco cantante. Ora vediamo, troveremo. Vabbè, Fabio, non ti mancherà la fantasia, ne sono assolutamente sicura. Senti, dimmi un attimo che cos'ha di speciale questa arancina che prepari, Famous. Noi facciamo tanti gusti come ragù, burro, parmigiano, melesane. Sono tanti gusti. Ma si vendono all'Out Café? Sì. Ah, abbiamo sia vedi? l'Out Café, ma proprio l'arancina. Accanto abbiamo i due locali, sono uno Bene, accanto all'altro. allora questo è l'Out Café, del quale parliamo tra pochissimo grazie alla collega Giusy Lazzara, che ha realizzato qualche tempo fa un bellissimo servizio, perché Out Café è ormai a Caltanissetta una realtà consolidata. Dice: ma dove vuoi mangiare il gelato più buono della città? Andiamo lì. Dove vuoi mangiare l'arancina speciale che fa Famous? Andiamo all'Out Café. Insomma, è una promozione che mi sento di poter fare dalla mia rete, perché questo progetto, diciamo, sociale, inclusivo, è diventata una realtà davvero straordinaria. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco, vi portiamo all'interno dell'Out Café. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus dedicato alla storia appunto di Famous Williams, dal Cara di Mineo, anzi dalla Nigeria alla traversata, al Cara, al carcere, alla Corte d'Appello di Catania che dichiara la sua assoluta innocenza, all'assunzione all'interno appunto della cooperativa Ethnos di Caltanissetta come aiuto cuoco. E le arancine che prepara le troverete anche nell'Out Café. Di Out Café abbiamo parlato nei nostri telegiornali proprio qualche mese fa, si vede anche dall'abbigliamento Ruvolo, Sentite un po', Giusy Lazzara. Out Café è qualcosa davvero di straordinario, ma lo straordinario sta proprio nel fatto che è un luogo, è un bar inclusivo, il cui valore principale è il valore umano, è la relazione. E quando parliamo appunto di autismo, molto spesso anche viviamo un po' questa difficoltà di relazione, di comunicazione, che noi stiamo pian piano cercando invece di superare attraverso l'esaltazione delle abilità. La storia di Alex, Filippo e Francesco, affetti dallo spettro autistico, inizia quasi per gioco e si trasforma col tempo in un'opportunità concreta di lavoro. Impegnati nei progetti di inclusione anche minori non accompagnati. Nell'Out Café i prodotti sono a chilometro zero e l'accoglienza è professionale. Mi piace lavorare qua, bere il caffè e cappuccini. Faccio un po' di tutto, faccio un po' tutto quello che riesco a fare, cioè tipo fare il caffè, servire ai tavoli e cucinare. Il progetto, il primo in Sicilia, nasce da una sinergia fra la cooperativa Ethnos, l'ASP di Caltanissetta e la Fabbri. Si è lavorato insieme per far vivere ogni forma di diversa disabilità come normalità.
Ecco, e questo è quanto abbiamo raccontato. Il progetto, insomma, è stata una grande soddisfazione tra le tante, Fabio, è vero, per Out Café, che realizza quello che è il tuo concetto di inclusione attraverso il lavoro, ma soprattutto attraverso una dignità assoluta, senza nessun tipo di compassione che a volte, devo dire, può sembrare assolutamente pretestuosa. Sì, infatti il lavoro di cui parliamo per noi è il lavoro sociale ed è il simbolo proprio di inclusione vera che possiamo immaginare, perché i nostri ragazzi non vengono chiamati per, diciamo in qualche modo, la caratteristica della loro vita, in questo caso l'autismo o la disabilità di Femus, ma vengono chiamati con il loro nome, Alex, Filippo, Francesco, Femus, proprio perché si identificano nell'attività che svolgono. Ecco, per noi questo è davvero un orgoglio, anche perché purtroppo ancora nella nostra terra il pregiudizio sulle disabilità, sul colore della pelle nera, nonostante tanti cambiamenti culturali che sono avvenuti negli ultimi anni, ancora però mostrano delle resistenze e dei pregiudizi. Noi siamo bravi, siamo davvero bravi, perché puntiamo molto sulla qualità, puntiamo molto sulle relazioni, sul sorriso, e cerchiamo in ogni modo di raccontare fuori anche questa nostra esperienza, e quindi abbiamo deciso di metterci in cammino e siamo dappertutto, stiamo girando tutta Italia, siamo stati in Parlamento, siamo stati all'Ars, siamo in tutti quei contesti in cui ci viene permesso però di fare. Non abbiamo più voglia di raccontare con le parole, ma vogliamo dimostrare che le abilità che abbiamo acquisito sono vere, e soprattutto i nostri ragazzi hanno tutto il diritto di sentirsi dire bravi, non per quello che viene raccontato di loro, ma per quello che loro sono capaci di riuscire a restituire. Ottimo, davvero. Senti, sarete tra l'altro a ottobre ad Assisi, un importante appuntamento, quello con il G7 sulla disabilità. Sarete protagonisti insieme a tanti altri, no? A tante altre realtà del paese, ma voi rappresentate in modo straordinario questa terra. Sì, ne siamo orgogliosi veramente, speriamo che si possa sempre parlare più di Sicilia per queste attività, che fortunatamente saranno sempre più numerose, ci auguriamo, proprio perché secondo noi, per poter veramente sconfiggere quella cultura mafiosa che purtroppo ancora è un'ombra per la nostra terra, per la nostra Sicilia, per la nostra città, spesso caratterizzata per i processi di mafia, invece si possa parlare anche di quello che in qualche modo oggi vogliamo rappresentare, di vita, di amicizia, di relazione, di speranza, di futuro. Insomma, questo è un po' una nostra missione. Allora, vorrei sapere da Femus di cosa parla nelle sue canzoni, perché tu scrivi testi e vorrei sapere che cosa racconti e in che lingua. Lo fai in inglese, no? Sì, lo fai in inglese. Ok. Qual è il tuo... Ci proviamo a fare... Scusami, possiamo fare un esperimento? No, subito. Allora, Femus, questo spero che ok, lui canta in maniera istantanea, cioè lui fa parlare le sue emozioni con la sua voce, cioè lui ora, sono sicuro che riuscirà a dirti come sta attraverso una canzone che sviluppa subito, sul momento. Va bene, andiamo subito. Vai. Vai, Femus, tocca a te. Ecco, questa canzone si parla di questo. Per spiegare loro cosa significa. Ok. Ok, mi stai dicendo. Che bella. La vita di ogni giorno. Cioè, ogni giorno riorganizzare la propria vita e ritrovare sempre degli stimoli e degli obiettivi nuovi e lasciarsi andare, non vivere di lamento, ma vivere nella pienezza del proprio essere, del proprio amore, proprio vai. Allora, vai, 30 secondi, vai. Make plans for your life, days and night. Set up a goal so that you can achieve. Get into rotation until you can get big. I'm look up to the method and get motivated. Never give up, cause winners never get quit. Such a blending success, that is why I'm in. Make the money, I'm a live a life a king. Give me hope out ahead. It's a long as you make it. Book mad, scripture. Use them for your journey to your success. Success is no accident, failure is no flying tar. It's the cost to continue that make your money count now. Make the money count, make a days count. Make a trip what as you want it to be. The music is my happiness, making money is my hobby. I love to the future cause that is where I'm going.
Wow! La musica è la Dimmi. guarda al futuro perché lì che sto andando. Oh, Fare soldi è il mio. Speriamo, guarda, speriamo davvero. Allora, stai andando verso il futuro. Questo mi sembra assolutamente un messaggio positivissimo. Io sono sicura, andrà ad Assisi, porterai Famous con te ad Assisi insieme a tutto il Molto gruppo? probabile che verrà pure con noi. Sì, qualcuno deve pure cucinare qua. Famous, ti tocca cucinare, poi la sera ti metti tutto carino, così come sei, e fai uno spettacolo per tutti. Quindi prepara un po' di canzoni. Qual è la posizione in questo momento di Famous nel nostro paese? È stato assunto, quindi la sua è una posizione... Sì, lui al momento ha una protezione chiaramente umanitaria, assolutamente in regola, e ci ha permesso di poterla assumere dopo aver preso finalmente la residenza. Abbiamo trovato una casa, adesso la stiamo arredando insieme, quindi finalmente possiamo dire che Famous ha tutte le caratteristiche per poter iniziare a costruire la sua vita nel miglior modo possibile. Ha preso in mano la sua vita adesso. Ci sono delle possibilità che quello che ha subito possa essere trasformato in un compenso, diciamo così, in un risarcimento? Ci stiamo lavorando Bene. lavorando sul risarcimento del danno per quello che hai subito. Speriamo di riuscire a che lui possa avere quello di cui non gli toglierà nessuno quello che ha vissuto, però quantomeno compensiamo. Grazie Fabio, grazie Famous, è stato un piacere avere potuto raccontare questa storia che ci ha colpito moltissimo. Ieri è uscita un'agenzia che raccontava che proprio questa bella notizia è stata data dell'assunzione appunto di Famous da un parroco brasiliano, è vero, della città di Caltanissetta. Mi dici un attimo, tu lo salutiamo? Sì, padre Fabrizio, padre Fabrizio. Sì, li ha chiamati senza che loro sapevano niente di questa esperienza e si sono trovati al centro dell'attenzione di tutti i fedeli, insomma è stato bellissimo. E questo vorrà pur dire qualcosa. Grazie Famous, grazie Fabio Ruvolo, buon lavoro. Noi ci siamo, facci sapere di altre iniziative. Al nostro pubblico, ai nostri telespettatori, grazie come sempre di averci seguito. Il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani con un nuovo argomento.